Bene, buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. Anche questa sera un relatore d'eccezione. Devo dire che sono andata a spulciare la biografia del professor Rinaldo e insomma si sprecano i titoli e le cariche. Credo che tutti lo conosciate, ma ricordo professore di idrologia e costruzioni idrauliche all'Università di Padova, membro dell'Accademia dei Lincei, dell'Accademia Nazionale di Scienze, dell'Accademia Nazionale di Ingegneria, della Reale Accademia Svedese di Scienze, ma a noi piace, parlare di lui come un nostro illustrissimo vicino di casa, perché è presidente dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Oggi ci parlerà di acqua, che è un argomento praticamente quotidiano, ormai è diventato, sia quando ce n'è troppa, con alluvioni, con l'innalzamento dei mari, sia quando ce n'è troppo poca e sappiamo che in molti territori le temperature si sono alzate con grossi problemi di siccità. Il professor Rinaldo è stato definito il Nobel dell'acqua perché ha vinto un premio per gli studi sull'acqua più prestigioso al mondo, il Stockholm Water Prize, e ha ricevuto proprio dal re e questo importantissimo premio che viene dato a persone o organizzazioni che raggiungono i risultati straordinari legati alle ricerche sull'acqua. Io mi taccio, ho fatto solo questa piccola presentazione, siamo molto molto felici, Presidente, di averti tra noi. Grazie, a te la parola. Grazie a te. Il tempo, una quarantina di minuti. Tu casomai mi fai? Se tu mi fai così vuol dire che smetto, va bene? Perché siccome sono cose di cui amo parlare, temo appunto di annoiarvi troppo. Allora vorrei cominciare questa riflessione, diciamo, che ho generalmente chiamato del governo dell'acqua nel mondo che cambia, osservando che le questioni che sono legate all'acqua sono al centro della metastoria, cioè della storia, e ci sono molte citazioni possibili che lo ricordano, ma mi piace ricordare in particolare quella della confutazione del materialismo storico fatta da Bertrand Russell nel 1934 nella storia della filosofia occidentale, nel capitolo che dedicava proprio a Marx, che fra l'altro ha una storia interessante anche di connessioni con letteratura che è rilevante ai temi che ci interessano, con Darwin eccetera, osservando sostanzialmente diceva che alla ricerca delle cause fondative, delle cause storiche, e stabilmente c'è l'idrografia, e lui lo sosteneva perché diceva che la rivoluzione industriale, che ne dicesse Marx, non nasceva naturalmente dalla rivoluzione scientifica. La rivoluzione scientifica discendeva da Galileo discendeva da Copernico era figlio del Rinascimento, il Rinascimento era possibile per la caduta di Costantinopoli, questo è Russell che racconta un po' così, insomma. La caduta di Costantinopoli era dovuta all'invasione e all'emigrazione dei turchi, e la migrazione dei turchi era legata a una grande siccità che aveva colpito l'Asia centrale, quindi il fattore fondante, dice Russell, è l'idrografia. E ricordo anche un poeta, i poeti hanno questa capacità straordinaria di vedere lontano, di capire prima che la scienza codifichi tutto. Diceva che Winston Hugh Auden, che è un poeta veramente, veramente straordinario, in questo, se avete modo di leggere il suo ultimo libro pubblicato postumo, che si chiama Thank You Fog in particolare, che è bellissimo, dice che a migliaia hanno vissuto senza amore e non uno senza acqua. Allora, acqua salvifica, acqua distruttrice naturalmente, e un po' questo, insomma, era l'idea che i grandi temi di salvaguardia che sono connessi con le acque, arriverò a toccare Venezia. Oggi ero all'inaugurazione all'Istituto Veneto di questo convegno sul codice diplomatico poliano, e quello che trovavo meraviglioso è che nella discussione di Marco Polo dice: è bello parlare di Marco Polo perché vuol dire parlare sempre di Venezia. Nel milione, tutte le volte che parla di una città, c'è sempre Venezia che emerge, come diceva Calvino, nelle città invisibili. E questa immagine naturalmente ci trasporta poco lontano da qua, poche 500 metri da qua, questo è Palazzo Cavalli Franchetti,
E ci vuole un momento di attenzione per scoprire che il fotografo, che è un veneziano illustre, che è il giovane Gradenigo, di Michele Gradenigo, che mi ha autorizzato a usare questa fotografia, ha capovolto l'immagine. Cioè, se guardate bene vedete che il riflesso è sopra e la fotografia era la parte sotto. E perché è interessante? Perché mostra, diciamo, il momento sospeso di quel clima che si era creato con il Covid, naturalmente, con il lockdown che ha colpito la città in quel periodo, ovviamente, perché non si è più visto un canale grande così fermo. E questo perché è importante? Perché da una parte mostra un carattere che è fondamentale. Tutti noi avevamo pensato sostanzialmente che fossimo risparmiati da guerre, da carestie, da siccità, no, diciamo da guerre, da carestie e da pandemie. Si pensava che fosse un dominio del passato, e nemmeno le carestie ci sono risparmiate, perché il blocco delle navi ucraine ha generato fenomeni di questo tipo su scala, perlomeno nei paesi della MENA, della Middle East e Northern Africa, molto importanti. Quindi, perché questo carattere è importante per le riflessioni che volevo farvi sopra il governo dell'acqua nel mondo che cambia, e il sottotitolo è che cambia rapidamente? Perché la fragilità della pandemia ha messo in evidenza un primo carattere, cioè la rapidità dei fenomeni. Cioè, una volta la peste nera, che si generò anche, diciamo, la seconda ondata di peste nera, quella che è originata nella metà, la seconda ondata, nella metà del 600 sostanzialmente, ha impiegato 20 anni per diventare una pandemia, perché allora viaggiava per nave, viaggiava a piedi, ed erano 20 anni il periodo caratteristico della generazione di un fenomeno pandemico. È bastato un volo da Wuhan a Toronto per farla diventare pandemia questa. Quindi il primo carattere su cui dobbiamo riflettere è la rapidità con cui avvengono questi fenomeni. E la seconda è anche la rapidità però con cui la natura, e questa diciamo, è una parola in qualche modo di speranza, con cui la natura riprende il suo. Questo perché lo dico? Perché nel canale dell'Orso, quello che separa Palazzo Franchetti da Palazzo Barbaro, posto di grandissima importanza culturale nella storia di Venezia, perché qualcuno di voi ricorderà che Isabella Gardner Stewart nell'Ottocento teneva il più bel salotto, il più bel salotto europeo in quella circostanza. Sargent insomma i migliori intellettuali del tempo vivevano lì. E questo è il canale che separa Palazzo Franchetti e Palazzo Barbaro. E in quel periodo ero tra i pochi, con Giovanna, che potevamo andare a vedere che fosse tutto a posto, perché naturalmente il lockdown vuol dire bloccato tutto, non si poteva circolare se non con permessi speciali. E ho visto con i miei occhi, nel canale dell'Orfano, un polipo. Allora, l'hai anche fotografato, qualcun altro l'ha visto da qualche parte, qualcuno ha fotografato delfini in laguna, so che la cosa è abbastanza conosciuta, anche questa, eccetera. Perché il polipo è significativo? Perché è un bioindicatore importante, è un marker di acqua pulita, è molto sensibile, diciamo, ad una condizione. Venezia, le fognature di Venezia, come sapete, sono un sistema un po' particolare, cioè non esistono sostanzialmente. E quindi un po' è un messaggio che arriva anche da lontano, se pensate all'imbonimento della cosiddetta ex terza zona industriale che è stato fatto con il materiale di scavo negli anni 60 generato dallo scavo del canale dei Petroli. Sono diventate nel giro di 15 anni al massimo un santuario dell'avifauna residenziale in laguna, cioè le opere nate dall'insulto ultimo dell'opera dell'uomo diventano rapidissimamente beni che acquisiscono carattere di valore, diciamo, importante. Quindi i due messaggi sono rapidità del ciclo, che è caratterizzato da questa società in cui viviamo, il momento sospeso del Covid in qualche maniera lo mostra, e la rapidità con cui la natura riprende il suo. E non vorrei che fosse troppo noioso, ma di questi diagrammi che vi volevo mostrare vorrei che riteneste sostanzialmente un andamento particolare. Questi sono indicatori economici o sociali, o come vedete i prossimi sono indicatori biogeochimici, che vi mostrerò fra un minuto, che danno un'idea di che cosa succede da quando abbiamo cominciato a misurare in maniera sensata, diciamo dall'inizio del Settecento. Le prime misure sistematiche di precipitazione giornaliera sono padovane, la prima cattedra idraulica al mondo, l'Abate Poleni, e ha cominciato l'osservatorio della specola, che era stato quello di Galileo, ha cominciato a raccogliere sistematicamente informazioni sui caratteri delle piogge, che ancora oggi si fanno, è una delle serie più lunghe al mondo, e da allora si comincia a misurare in modi diversi, con indizi diversi sostanzialmente, o quello, diciamo, il limite
all'inizio del XVIII secolo, sostanzialmente il limite in cui noi possiamo invertire la freccia del tempo e simulare a ritroso quello che succede, finché diciamo, l'incertezza che è posta a sistema diventa intennibile. Quindi questo sono dati sostanzialmente, mediati in maniera razionale, eccetera. Cosa mostrano? Mostrano la popolazione, mostrano il prodotto interno lordo, GDP, vuol dire Gross Domestic Product, ed è il valore reale del PIL, mostrano una quantità di indicatori su cui non vi annoio, non mi interessa il valore speciale, mi interessa o la particolare misura, mi interessa che riteniate il carattere di questi eventi. Quindi si può parlare di qualunque tipo di protezione, naturalmente questi includono l'uso d'acqua, che è quello che ci riguarda e che ci importa, l'uso di energia, riguardano qualunque tipo di sistema di trasporto, qualunque tipo di comunicazione dell'informazione. Tutti questi indicatori, ripeto, economici e sociali, sono caratterizzati da un quieto olocene che va dall'inizio del Settecento fino agli anni 50 del Novecento, grosso modo, e da quel momento impazziscono, cioè salgono con questo sistema che viene chiamato popolarmente il sistema a mazza da hockey, perché è fatto piatto in un certo modo e sale con questa crescita che ricorda l'andamento della mazza da hockey, più che altro sono quei modi in cui vengono rappresentati che lo caratterizzano. Questo vale anche per tutti gli indicatori, diremo, biogeochimici, tutti gli indicatori che sono tutti i turbamenti, le turbazioni, non so come si dica, della biosfera, hanno tutti lo stesso carattere. Sono tutti piatti per 2 secoli e mezzo, e tutti quasi simultaneamente, e con delle ragioni che sono cogenti e specifiche, cominciano ad impazzire. E questo, ripeto, vale per una serie pressoché infinita di indicatori, come vedete, ma sono sostanzialmente quelli che danno il carattere della biosfera, i caratteri di quanto abbiamo fatto alla biosfera. Sul tema poi del nostro ruolo, questo è una cosa su cui dovremmo in qualche maniera anche riflettere. Perché questo è importante? Perché i mercanti di dubbio, che ci sono sempre, alle volte sono bene allenati, a volte hanno interessi specifici di parte. Il termine mercanti di dubbio è il titolo di un libro di Naomi Oreskes, che adesso è professore ad Harvard, in cui si occupava di quanto fatto dall'industria del tabacco per demolire le tesi che diventavano cogenti negli anni 50, in cui si dimostrava che c'era una correlazione fra il cancro sostanzialmente e il fumo, che è diventato un sistema con evidenze che venivano smontate sistematicamente, invocando per lo più una caratteristica alla quale gli scienziati sono sempre molto sensibili, cioè l'incertezza. Cioè l'incertezza è pane quotidiano della scienza, naturalmente, ma questo non può diventare uno strumento, ripeto, per fare da mercanti di dubbio e cose, perché la realtà è quello di cui si sta parlando, che è incontrovertibile il fatto che il clima stia cambiando, e stia cambiando rapidamente, perché l'osservazione che viene fatta, cioè che i cicli climatici ci sono sempre stati, è ovvia, non va neanche considerato il fatto che non sia vero. Ma quello che certamente non ha precedenti è l'accelerazione dei fenomeni che noi vediamo dagli anni 50 del Novecento. Ed è questo il tema della rapidità con cui ho aperto questa conferenza. E se volete un esempio di questo, l'esempio caratteristico che per noi è rilevante, per un'appendice dolorosissima degli studi regionali dell'IPCC, studi regionali relativi all'Adriatico superiore, in particolare sono usciti nel 2023, dell'Intergovernmental Panel on Climate Change, che è l'autorità ultima in materia, diciamo, dello stato delle conoscenze sopra il clima, e la Groenlandia ha un significato particolare per noi per questa ragione. Allora, quello che volevo farvi vedere naturalmente intanto è questo, cioè quest'idea che l'aumento della temperatura, e non ci vuole certamente uno scienziato per sapere o per leggere i giornali per capire che da 8 anni di fila la temperatura media giornaliera, che viene misurata da 60 a 70 mila strumenti in giro per tutto il mondo, calibrati, sistemati, eccetera, quindi dice una verità che è sperimentale, ripeto, sono più di 60.000 gli strumenti che lo formano, dice che da 8 anni di fila abbiamo la più alta temperatura che mai si sia misurata, che non vuol dire mai nella storia della Terra, nei 3 miliardi e mezzo di anni o quant'altro, ma dal momento in cui abbiamo cominciato a misurare però, cioè dall'inizio del Settecento. E abbiamo avuto, mi pare in giugno, il giorno più caldo di sempre, con una temperatura media, poli inclusi, di 17,2 gradi centigradi in un giorno intero, che è spaventosa, e che ha come corollario questi effetti di questa grande conversione, di questa grande fusione di ghiacci
polari in questo caso, quelli dell'Antartide sono un sistema ancora più complicato, che cosa mostrano? Quello che vi sto mostrando adesso, ed è partito mi sembra, è un filmetto che mi ha dato Carlo Barbante. Fra l'altro a Venezia abbiamo il piacere di avere uno dei più grandi scienziati del clima che ci siano al mondo, che è il direttore dell'Istituto di Scienze Polari del CNR e professore Ca' Foscari, che è Carlo Barbante, valente giocatore di rugby in passato, campione d'Italia con il Petrarca Rugby se posso, che mi ha prestato questa slide che mostra la perdita di ghiaccio nella Groenlandia in un periodo di 20 anni di misure oggettive. Allora, quello che voi vedete in questo caso non è un'invenzione, ma è la quantità, il cambio, il colore indicizza la variazione di massa fusa nel frattempo, che mostra quello che accade dal 2000, che è accaduto, non che accade, che è accaduto, che è misurato fisicamente in Groenlandia dal 2002 al 2022. Tra l'altro devo dire che siamo stati anche colpiti dolorosamente perché Conny Steffen, che era professore all'EPFL, l'università in cui insegno in Svizzera, e che era anche direttore del WSL, che è un istituto una specie di CNR svizzero per la ricerca sul clima, sulle foreste e anche insomma, la criosfera, cioè i ghiacci, eccetera, è morto in Groenlandia, nel sito in cui andava da 20 anni a misurare, e perché per una imprudenza commessa, perché non si era reso conto di cosa stava succedendo, e il giorno dopo aveva registrato in quel punto un messaggio che si trova ancora in internet, che c'era sulle preoccupazioni di quello che ci aspetta, perché camminando è finito in uno di questi camini che si sono generati da questi scioglimenti che non sono prevedibili nello spazio e nel tempo, e questo scienziato è morto lì. Guardate Conny Steffen e guardate il messaggio che ha lasciato pochi giorni prima di morire in questo. Perché la Groenlandia ci riguarda? Ci riguarda perché se si dovesse generare quello che l'IPCC chiama il tipping point, cioè il momento in cui l'IPCC dà delle simulazioni su quello che accadrà, e quello che accadrà anche negli studi regionali, quindi anche nell'Alto Adriatico, quindi fuori dalla porta qui a Venezia, è relativa a un aumento, e su questo torno adesso perché è il punto quasi nodale di questa conversazione, sul livello medio del mare. E acclarato che l'Adriatico, che pure ha delle specificità particolari, però sostanzialmente l'incremento del livello medio dell'Adriatico è sincrono in qualche modo con gli oceani, con le simulazioni mostrano molto rapidamente, e molti tentativi sono stati fatti di simulare i casi più catastrofici, gli scenari più catastrofici di quelli che si chiamano i reference concentration pathways. Perché dico questo? Perché se questo Vanishing Ice prendesse piede, questo è un libro che ha recensito su Nature la settimana scorsa, e questa perdita che quest'anno è stata in Antartide di 6 deviazioni standard di ice sheet, cioè di sea ice, cioè di ghiaccio che si genera per processi termodinamici ovvi e nella parte non legata al continente dell'Antartide, ma nella parte esterna, che si misura con grande facilità con il remote sensing. Bene, quest'anno, un po' anche per effetto del Niño, che è cominciato quest'anno, un riscaldamento che nasce, che ha un'origine profonda in fenomeni oceanici, era 4 deviazioni, la perdita di ghiaccio era 4 deviazioni standard dalla media osservata nei 20 anni precedenti. Ecco, si sta spaccando tutto, insomma. Perché ci riguarda? Perché se questo tipping point di cui si parla, che non ha probabilità zero, ha una probabilità bassa, ma non ha una probabilità zero di verificarsi, questo significa che entro la fine del secolo non ci sono i soliti canonici metro o attorno al metro di medio mare in più nell'Adriatico, ci sono 7 metri di più di acqua nel coso. Vuol dire che qui tocchiamo il soffitto di questa meravigliosa stanza. E io vorrei preoccuparvi su questo, perché questo è un evento che non ha probabilità zero nella scienza ufficiale che si occupa di queste cose. Quindi, perché il problema riguarda Venezia, riguarda tutti noi, per quelli a cui Venezia interessa naturalmente. Non è detto che a tutti interessi la salvezza di Venezia. Tra l'altro a me è accaduto una riunione di Lincei abbastanza curiosa, in cui si parlava di clima ad alto livello, eccetera. Io qui ho fatto mi sono lanciato in questa idea, ma se Venezia dovesse morire, eccetera, e un famoso professore ha detto: guardi che non si preoccupi, dopo 2 giorni non ne frega niente più a nessuno, insomma. Ed è stata una ferita, insomma, perché probabilmente c'è del vero in questo, insomma. Però certamente a chi interessa, per quelli a cui Venezia interessa, per cui l'ambiente è costruito, questa meraviglia che ci è stata regalata da 1000 anni di evoluzione culturale,
per quelli a cui interessa. Il momento di parlare, di attivarsi è adesso, per la ragione che è pronto di spiegarvi. Allora il dato è questo è preso da un lavoro molto interessante di cui si occupa Marco Marani, che è professore all'Università di Padova, è stato professore di Duke in America per molti anni, con una sua dottoranda. Si occupano delle cosiddette metastatistiche, cioè di questi sistemi in cui non si assume che noi possiamo imparare dal passato una lezione di una distribuzione stazionaria, come se tutto rimanesse, come se fossero tutti fenomeni che delle puntuazioni, diciamo, di un sistema che nasce dalla stessa distribuzione di probabilità, ma studia l'evoluzione della distribuzione di probabilità. Un discorso tecnico un po' complicato, ma sostanzialmente dice che se il clima sta cambiando rapidamente, non possiamo immaginare che quello che abbiamo imparato misurando 100 anni fa sia buono oggi. Ed è con questo che si fanno ci sono delle verifiche oggettive di queste grandezze. Allora, quello che vedete, questa curva, che vedete in questo caso, se si vede il puntatore, credo di sì. E questo è il misurato, cioè quello che noi abbiamo misurato dall'inizio del 1900 fino ad oggi. Questo è misurato, parliamo del livello relativo del mare nel paraggio di Venezia, e questo è quello che succede con diversi modelli. Questi si chiamano Reference Concentration Pathways, cioè sono legati sostanzialmente al percorso di incremento della temperatura. Guardate, quando si parla il percorso medio, è un percorso in cui noi assumiamo che la temperatura da qua alla fine del secolo aumenterà da 2,5 gradi a 3,6 gradi, il che non vuol dire quindi che smette, e quindi vuol dire che non modifichiamo proprio niente, cioè il fenomeno sostanziale, l'incremento dei gas serra, che genera questo effetto di aumento della temperatura, che è la radice nella reduzione ad unum che noi possiamo fare del problema ambientale, è il problema, la causa di tutti, la causa di tutto quello che osserviamo, l'aumento della temperatura, perché questa riverbera su tutti i fenomeni che sono rilevanti per questo. Allora questa curva che vedete in blu sostanzialmente è la curva che fa riferimento al Reference Concentration Pathways, che viene considerato più probabile, ma più probabile non vuol dire necessariamente il peggiore, né forse un principio di prudenza suggerisce la cosa. Morale della favola cosa vuol dire? Vuol dire che il livello relativo del mare nel paraggio di Venezia entro la fine di questo secolo sarà dell'ordine di, grosso modo, un'ottantina di centimetri in più, a cui va sommata inevitabilmente la subsidenza della piattaforma su cui sta Venezia. Quindi è un'ipotesi tutto sensata immaginare di poter dire che per la fine di questo secolo il livello medio relativo del mare sarà 1 metro più di quanto lo vediamo oggi. Allora, su questo mi basta questo. Nell'ipotesi tutto sommato benevola, e questo non è il tema della conversazione di oggi perché voglio parlarvi di altre cose, ma certamente è una cosa su cui non posso smettere di provare a preoccupare, di provare a generare questo interesse, questo attivismo che vorrei virale, che in qualche modo è stato in passato di partecipazione alle vicende della salvaguardia di questa città, in un governo come quello del passato, che non è che fosse così clamorosamente attento alle istanze dei cittadini, e gli ingegnitores in talibus che venivano mandati in giro per la laguna per vedere e comunicare, in genere vedevano quello che voleva il padrone. E su questo è un discorso per cui mi sono alienato molte amicizie veneziane, perché la sapienza dei secoli io non credo affatto, ma su questo torneremo forse un'altra volta, non oggi. Allora, il problema che ci interessa quindi è questo. Dobbiamo immaginare che entro la fine del secolo un aumento di 1 metro del livello relativo del mare vuol dire che la città marcirà. Non aspettate che Venezia, perché non è questo l'argomento in cui potrei fare una conferenza a sé, non è questo l'argomento di oggi, ma non potete aspettarvi che come Atlantide scompaia nel nulla con rumore, con una cosa da romantici, da Ruskin, eccetera, ma marcirà la città. Marcirà nel senso che quando i cicli di evaporazione di acqua salata che invade oltre la cerniera orizzontale e di ricristallizzazione del sale si ripeteranno molte volte, la città fisicamente non reagisce, marcirà la gran parte della città. Sono 15.000 unità abitative nella città più bella del mondo, e l'idea è che le risorse anche importanti che consentano quelle barriere orizzontali che la possono proteggere sono cose da ricchi, sono cose da pochi, insomma. Quindi la città andrebbe perduta. E quello che mi pare interessante per le nostre considerazioni è il Mose esecrato. Io ricordo una conferenza che feci qui di sopra anni fa, dove la gente ancora urlava per questa roba, per cui la questione del Mose è talmente divertente parlarne, perché quando si diceva che se il problema di Venezia era quello della protezione delle acque alte eccezionali, non è mai esistita alcuna alternativa
che se ne dica, e ve lo dico da idraulico, alla interruzione del rapporto fra il mare e la laguna. E su questo potrei farvi una conferenza specifica di questo, e molte montagne di fake news e molti traduttori del traduttore d'Omero si sono esercitati su questa materia. Abbiamo impiegato 60 anni, quello che è rilevante, poi naturalmente noi siamo diplomatici del futuro, facciamo gli scienziati, guardiamo lontano, facciamo gli ingegneri, guardiamo lontano, facciamo i politici, guardiamo lontano, si spera, ma non dobbiamo guardare avanti, non indietro. E allora, guardando avanti, quello che è interessante è che il MOSE, paradossalmente, quello che mostrano gli studi in particolare di Marco Marani, è che in un sistema di metastatistiche, in una distribuzione che cambia rapidamente, paradossalmente, fra 100 anni, il MOSE, per i franchi e le sicurezze con cui è stato progettato, protegge ancora dagli eventi eccezionali di fra 100 anni. Ci sono buone notizie? No, non lo sono, perché con le regole di ingaggio attuale il MOSE dovrebbe essere chiuso 260 volte all'anno, nell'ipotesi benevola di 70 cm di incremento del medio mare, benevola, la più probabile, quindi la verità, è inutile che ci nascondiamo dietro a un dito, è la più benevola. Con 260 chiusure all'anno, supposto di poterlo manutenere per poterlo alzare continuamente in questo modo, intanto la laguna non è più una laguna, intanto diventa uno stagno, probabilmente anche fetido, naturalmente, non esiste alcun uso significativo portuale e in qualche maniera legato a un uso della laguna che riguardi anche la cosa, su cui può piacere o non piacere, ma sul quale la dominante ha avuto 1000 anni di prosperità basandosi su questo. E marcirà la città. Quindi l'idea è che questa è l'idea, e questa è una misura che è oggettivo di quello che accadrà in questo caso, e su questo insomma mi pare che... Quindi il messaggio che vorrei lasciarvi è che abbiamo impiegato 60 anni per una decisione che era facile da prendere, perché non aveva vere alternative, cioè quella di fare il MOSE. Non possiamo aspettare 60 anni adesso, non lo possiamo fare, perché la città, fra 60 anni la città è irreversibilmente destinata a marcire e la laguna è destinata a cambiare completamente in radice questa roba. Quindi è il momento di pensarci, di occuparsi di questo, di far diventare virale questo interesse. Il momento è adesso. Ed è in piena, e non c'è alcun conflitto di interessi perché noi non ci saremo. Quindi è intergenerazionale questo. È l'inizio di un percorso che deve essere messo in piedi. Quello che mi interessa è questa immagine, quindi, e questo abbastanza per la parte di Venezia, poi se avete le cose da chiedermi sono naturalmente felice di parlarvene, e ho anche perso completamente, ho dimenticato di prendere il tempo, ma quando è ora tu mi fai così e smetto. Ti chiedo scusa, mi sono dimenticato come faccio sempre. Questa è, vedete, il torrente Idice, è a San Martino in Argine, e questo è maggio del 2023, e quello che avete visto, insomma, è stata questa, quello che è singolare di questa rotta, che cos'è? È che la rotta ha fatto abbandonare completamente l'alveo al fiume. Non è che si è rotto un pezzo, ha proprio preso un sistema. Perché questo è importante? Questo è importante perché, a parte le vicende che l'hanno generato, questo è importante perché ci sta dicendo che i processi evolutivi che hanno portato a quelle strutture, e lo dico da ingegnere idraulico, hanno generato un qualcosa che richiede un'attenzione particolare. Per questo vuol dire che quello che è accaduto in quel caso, naturalmente in questo caso significa poi che a Conselice ci sono stati 1,5 metri, 2 metri d'acqua per settimana, perché escono 1000 metri cubi al secondo e le pompette che buttano la cosa sono da 1 o 2 metri cubi al secondo, quindi ci impegnano 2 o 3 settimane a cavare l'acqua poi dei paesi. Insomma. E questo certamente è un esempio di insostenibilità assoluta. Quello che succede è che l'aumento della temperatura, e anche questo potrebbe essere arbitrariamente tecnica questa discussione finché potremo parlarne veramente a lungo, ma è l'idea che l'incremento della temperatura dell'aria ha come corollario eventi più intensi. Questa è una legge fisica che è inescapabile, si chiama legge di Clapeyron, vuol dire che per ogni grado in più di temperatura dell'atmosfera, questo significa che quell'atmosfera tiene con sé dal 6 al 7% in più di vaporacqua, cioè di acqua. Quando questo incontra un fronte freddo, dove volete che vada quest'acqua? Genera eventi più intensi, quelli che un mio collega fiorentino ha chiamato le bombe d'acqua. Ed è un sistema che è abbastanza selettivo, abbastanza difficile da catturare, ma per ogni grado in più di temperatura dal 6 al 7%, quindi è fortemente non lineare, quindi eventi realmente sempre quelli che si chiamano generalmente le tropicalizzazioni del clima. Ma
Questo è selettivo perché questo in particolare è destinato a colpire molto di più i fiumi piccoli e medi. I fiumi grandi hanno un loro modo di mediare questi effetti, quindi almeno quelli, diciamo, i grandi fiumi, dovrebbero essere meno esposti alla rapidità di questi cambi. Ma certamente il problema di porsi il problema che cos'è le discipline che noi insegniamo, l'idrologia, si occupano di piene, si occupano di siccità e si occupano della giusta distribuzione dell'acqua. Ecco che Venezia ricomprende in qualche modo la giusta distribuzione dell'acqua, perché può essere acqua distruttrice o acqua salvifica, ma insomma poi vi mostrerò anche rapidamente le cose di cui poi mi sono occupato, per le quali così graziosamente mi hanno dato il premio a Stoccolma. Quindi non sto ad annoiarvi su questo, ma dal 1951, che fu un evento, la Santa Margherita in Polesine, questo è il Polo 1951, la famosa rotta che per mesi ebbe il Polesine sepolto, che in qualche maniera è sepolto d'acqua naturalmente, o questa un'altra piena importante anche per Venezia, questa è la rotta di Piave a San Donà del 1966, questa è più vicina, ma la sensazione che si ha naturalmente, questa è la piena Vicenza di 4 anni fa, che fu abbastanza disastrosa per alcuni caratteri che sono importanti, ma insomma sono dei caratteri che tendiamo a dimenticare presto sostanzialmente. Però, come diceva Longanesi, le bastonate si dimenticano molto più facilmente quando si danno che quando si prendono, e quelli che l'hanno passata non la dimenticano facilmente. Come dicevo a qualcuno in queste interviste che in questi mesi si sono succedute, un tema interessante è che secondo me fra un po' la politica dovrà per forza occuparsene, perché per adesso gli interarrivi di eventi catastrofici, i cosiddetti tempi di ritorno, che in media significano l'evento che supera una soglia oltre la quale ci sono danni importanti, si verificavano con certe scadenze, più grandi delle scadenze elettorali. Fra un po' entreranno entro la scadenza elettorale, quindi preveniranno in qualche maniera le rielezioni di chi non se ne sarà occupato, almeno queste. Su grande scala osserviamo dei fenomeni che sono solo in parte tabellabili con il cambio climatico, ma che certamente riproducono, questa è la piena dell'anno scorso in Pakistan, che ha avuto dei caratteri assolutamente biblici per dimensioni e che in qualche modo insomma, riportano ancora l'idea che la riduzione a 1 sostanziale, qual è il problema centrale, è che l'umanità dovrebbe veramente preoccuparsi di una vera mitigazione, cioè una soluzione vera dei problemi che consista nella riduzione della temperatura dell'atmosfera, quindi sostanzialmente le emissioni di gas serra. E devo dirvi la verità che ho trovato assolutamente singolare che il presidente della conferenza COP28, un emiro, abbia detto che non esiste un collegamento certo fra uso di combustibili fossili e l'incremento della temperatura. Una roba da matti, che poi ci fosse un minimo, pensa anche un po' di conflitto di interesse, insomma certo che potevano evitare di fargli fare una figura di questo genere, insomma, perché è spaventoso. Altro è se riusciamo a credere che la mitigazione sia possibile, e tornerò poi sulla fine di questa conversazione a proposito del sud del mondo in cui ho lavorato per molti anni e che a me fa credere personalmente che la mitigazione, cioè la risoluzione del problema, quella in cui il nord del mondo dice al sud del mondo, scusa, ho il miliardo di indiani che cominciano ad avere il condizionatore adesso, di guarda, forse è meglio se non usi il condizionatore, o dice ai brasiliani che non devono usare le risorse o distruggere le foreste quando noi abbiamo distrutto le nostre e anche le loro, perché siamo sempre noi a farlo. Insomma, mi pare che questo sia un tema più importante. Altra cosa invece che riguarda anche il Veneto, il nostro Veneto meraviglioso, è ancora legato all'effetto dell'uomo, però forse diciamo, è importante concettualmente, ma è sovrastimato l'idea che le trasformazioni di uso del suolo in realtà siano, si parla ancora di piene in questi casi, siano in qualche maniera eccitate dall'opera dell'uomo, in particolare quella che viene chiamata la cementificazione del territorio, cioè l'urbanizzazione. Allora, io su queste materie ho sempre, cioè è un tema su cui tendo a essere molto laico, cioè in generale la trasformazione d'uso del suolo che noi abbiamo visto ha un ritmo impressionante, come Zanzotto spiegava così bene il poeta dietro il paesaggio, naturalmente, che diceva che lo scempio lo chiamava lo sconcio del territorio, lo vedeva continuare, lo vedeva terribilmente trasformato, e questo è certamente vero, ha anche un riflesso dal punto di vista delle piene. E quello che volevo segnalare, ed è vero in parte, certamente è vero, c'è un terreno che abbiamo cementificato, come si usa dire, è corollario di contributi di piena, parità di precipitazione più grandi, insomma, ma non è un problema
così drammatico, e soprattutto ricordo che in molti casi lo spirito di povertà, come diceva un grande teologo veneziano, che era Germano Pattaro, don Germano Pattaro, già presidente delle Corrini Stampali, diceva che lo spirito di povertà ce l'hanno solo i signori. E io credo che avesse largamente ragione, perché è facile dire a questi, no scusa, sarebbe il caso che tu continuassi a tenere e la situazione delle campagne la conosco bene, la situazione delle campagne venete, le case senza pavimenti, senza elettrodomestici, eccetera. Quindi l'idea che Ascano Boa, come diceva Cibotto, che era mio amico, con cui ho condiviso uno scanno nella Fondazione Cariparo per 15 anni, si diceva che la nostalgia per la natura incontaminata come Ascano Boa ce l'avevano quelli che ci davano soltanto a caccia, non quelli che ci abitavano. E quello che mi interessa mostrarvi di questo è che ricordo che Goethe, in quello straordinario viaggio in Italia, 1765 credo, potrebbe essere giusta la data, potrebbe anche essere sbagliata, mi scuso, dice che la strada più bella che avesse mai fatto nel suo viaggio in Italia era la strada che andava da Vicenza a Padova, che vi mostro dall'alto qua. Provate a farla oggi, questa teoria infinita di un'edilizia inguardabile, di centri commerciali, di capannoni, tutto questo genere di cose che certamente ha anche un costo. Quello vedete da quella parte è un'estrazione fatta della parte, questo è il territorio che va, questa naturalmente riconoscete la laguna e questa vedete la provincia di Vicenza, questa è Padova, questa è l'estrazione automatica che si fa oggi con i sistemi informativi geografici della parte, la parte urbanizzata di questa parte qua, insomma. Quindi, ora, è vero che in qualche modo noi dovremmo rifarci a questa idea di spazio vitale, di questo Lebensraum di cui parlava un biogeografo tedesco dell'Ottocento, cioè in realtà l'idea è che dovremmo guardare in realtà guardare al paesaggio come una realtà che ricomprende l'opera dell'uomo come sua parte integrante. E però, insomma, bisogna anche dire che in quanti casi, come dice Zanzotto, abbiamo veramente sconciato questo territorio. Non è questa la ragione per cui andiamo sott'acqua, per l'amor di Dio, ma una riflessione, insomma, sul costruito, una riflessione che tratti in maniera equa i privilegi e che tratti in maniera equa le necessità di una società più desiderabile. Allora, cosa si possa fare in questi casi è abbastanza singolare, perché in realtà, vorrei dire, demoliamo, e non è facile. Non è facile nemmeno capire in nessun modo quale sia la cosa giusta da fare. Allora si dice, vabbè, abusi edilizi, costruzioni senza permessi, ecomostri senza autorizzazione, ne hanno buttato giù anche uno da poco, perché naturalmente anche in particolare insomma, in certe regioni d'Italia, insomma, dove la malavita organizzata è forte, questo accade naturalmente. Allora lì è abbastanza facile la decisione da prendere. Però la decisione di cosa sia in realtà, in un contesto stratificato dalla storia, cosa sia una superfettazione, cosa non sia una superfettazione, quando un'opera acquisisce, per effetto di un'utilità sociale importante, anche il bene di bene culturale e ambientale, è difficile da dirsi. E ricordo a questo proposito che è facile, appunto, gli ecomostri da perseguire, da distruggere, sono abbastanza facili, non facili da abbattere, ma certamente da fare. Ma in certi contesti è più complicato da dirsi. Per esempio, questa, vedete, è il santuario che è stato costruito sopra il torrente Letimbro, che quando nel 1600, mi pare 50, il Beato Botta ebbe una visione, vide la Madonna, decise che lì doveva nascere un santuario, quello che voi vedete, che dette inizio allora alle cosiddette alluvioni della Madonna, perché sono ricorrenti. E il principio è proprio questo, è un abuso o no? Quando diventa sanabile, quando non è sanato? In alcuni casi, naturalmente, se guardiamo ai disastri che hanno fatto gli ingegneri di Stalin, per esempio distruggendo il lago d'Aral, questo è abbastanza facile prendere parte su questo, perché piano fatto da idrologi e agronomi o imbecilli o terrorizzati, che è altrettanto probabile, perché anche là con la violenza probabilmente diversa, ma non così clamorosamente diversa, probabilmente Stalin è un po' come i vecchi veneziani, cioè bisognava vedere quello che voleva il padrone naturalmente, quindi il piano fatto per rendere autarchica l'Unione Sovietica, renderla autarchica rispetto alla produzione di cotone, che è una produzione che richiede molta acqua, e alle agricolture evocate torneremo,
è stato fallimentare, come si vede, è sparito uno dei corpi idrici più importanti al mondo. Ma non lo è sempre, questo è Riviera Tiso da Campo San Piero a Padova, dove abito, e questa è una foto del 1902, non sempre l'opera dell'uomo, non sempre intanto, come si tende a credere, tutto quello che si fa oggi è opera del diavolo, tutto quello che si faceva in passato era opera del Buddha, ma un ingegnere del genio civile, che si chiamava Gasperini, nel 1900 e qua chiedo ai miei colleghi, ce ne sono tanti, si ricorderanno che comunque ai primi del Novecento, e progettarono per uno sbaglio clamoroso idrologico fatto da Paleocapa e da Fossombroni, che avevano sottostimato di un ordine di grandezza le portate del Bacchiglione. Padova andava sott'acqua 1 o 2 volte all'anno. E è bastata una diversione generare questo canale scaricatori che gira intorno a Padova, che è diventato immediatamente un bene di grandissima importanza anche culturale, è ingranato nel paesaggio della città, che ha risolto da allora tutte le piene, non c'è più stata una. È un'opera di un ingegnere del genio civile, cioè non sempre l'ingegneria che viene vista come mefistofelica, naturalmente, questo per anche una presenza letteraria importante di cui vi potrei parlare nel libro che Marsilio così gentilmente ha pubblicato in una seconda edizione adesso. Trattava appunto la ragione, tracciare una specie di origini letterarie della figura deforme dell'ingegnere, che viene considerato come un utile idiota nel più generoso dei casi, o come diceva Musil, che se ne intendeva perché il padre era un professore di ingegneria meccanica, nell'uomo senza qualità, diceva che gli ingegneri mettono il regolo calcolatore nel taschino e questo impedisce i collegamenti fra il cuore e il cervello. Questa era proprio... E non sempre è stato così. Questa è l'uscita della diversione della Galleria Adige Garda, che scolma dall'Adige gli eccessi di piena e li scarica nel lago di Garda, che è molto più basso, lo consente di farlo, genera anche degli impatti ambientali molto contestati localmente, perché vedete quest'acqua è acqua torbida naturalmente che entra nel lago, e questo è lo scarico visto dalla parte di Torbole, nella parte del lago. Allora, certamente sì, ci sono delle controindicazioni eccetera. Voglio ricordare però che nel 1400, quando ci fu la rotta del Castagnaro, morirono almeno 10.000 persone, e il numero è mal noto, data quello che poco si sapeva, quelli che non sono morti subito, quelli che sono morti di fame dopo. Allora, da quando è stata costruita la Galleria Adige Garda, è entrata in funzione una decina di volte, io credo non di più, è uscita anche quest'anno, peraltro è stata usata, non è più andata sott'acqua a Verona o l'area che aveva generato decine di migliaia di morti. E quelli che vorrebbero, e qui devo dire proprio una roba, insomma, io non so se qualcuno di voi ha seguito le robe che scrive questo Tozzi, a proposito, con cui ho avuto modo di incrociare le spade diverse volte, ma questa idea di ridare ai fiumi lo spazio che li abbiamo preso, quando sono migliaia di anni che lo facciamo, è veramente, veramente, chiamiamolo nel più generoso dei casi, un'ipotesi astratta, non è fattibile in alcun modo. Quindi, insomma, l'idea che del traduttore d'Omero bisogna guardarsi è abbastanza importante, è fondamentale, insomma, naturalmente. Questa qui tutti, credo di intendersi idraulica, tutti pontificano su un argomento che ho un sacco di miei compagni di scuola qui intorno, un po' di fatica sui libri bisogna averla fatta. E io continuo a domandarmi tutte le volte per quale ragione ad ogni piena è intervistato un geologo che parla di questa piena. Non fanno un esame di idraulica che sia uno, non ne fanno uno. Gli ingegneri idraulici ne fanno 10, ma insomma, questo è corporativo, se volete. Volevo parlarvi rapidamente di siccità. Allora, la dimostrazione del fatto... Da quanto sto parlando? Sono desolato, è una cosa... Qua, se all'istituto... Emanuele, sei un tesoro, insomma. Allora, questo che vedete è relativo il colore, va da rosso quando è un difetto a blu quando è un eccesso, delle precipitazioni dall'inizio, da gennaio del 2022 all'aprile del 2023, e segnala un fatto completamente noto e che era diventato una preoccupazione grande, è la siccità, intesa come siccità meteorologica, come difetto di precipitazione, che è sempre l'origine di tutto in questi casi, che è stata registrata in Italia o nel centro Europa in un periodo particolarmente importante, una serie di congiunture particolari, una depressione diciamo che è molto forte, che è rimasta stazionaria sopra l'Europa per un periodo abnorme, che ha generato il fatto che le precipitazioni sono state clamorosamente al di sotto della media
della media stagionale anche su un periodo di 2 anni. Perché è interessante, quindi rosso vuol dire deficit, grande assai. La pianura padana colpitissima e con un difetto importante, anche perché una parte di agricolture che sono in essere, tradizioni dei luoghi, sensibilità collettive che hanno a che fare con l'uso d'acqua per l'agricoltura e sprechi d'acqua per l'agricoltura, ma antiche di secoli, culture iconiche, il riso in primo luogo naturalmente, nella parte piemontese in modo speciale, o questi sistemi di irrigazione che sono fortemente a consumo d'acqua, dovranno essere ripensati. Non c'è niente da fare se l'acqua non arriva. Ci sono 2 cose che vi voglio osservare. Intanto, naturalmente, cosa possiamo fare in un periodo di siccità vera e osservando, per esempio, che i maestri di gestione delle risorse idriche, che è Israele, che è un paese il cui clima va da arido a semiarido, in un gradiente inverso, sud-nord invece che nord-sud, e esporta acqua potabile in Giordania. E come fa? Con una spasmodica attenzione del consumo d'acqua. Il civismo del paese non è proprio il nostro forte, diciamo la verità. L'idea del senso di una conservazione o di una delazione in caso di abusi che vedo in Svizzera, perché l'etica protestante o calvinista, provenendo da un paese di etica cattolica, ha ci crediate o no, ma si vede per la strada nel civismo. Questo piace o non piace. Comunque Israele ha una spasmodica attenzione al consumo d'acqua, anche se i consumi d'acqua, le perdite delle reti non sono la causa della ragione per cui restiamo senza acqua, vi posso tranquillizzare. Molto importante è il riciclo del 90% dell'acqua usata, quindi trattata dagli impianti di depurazione primaria che si occupano solo di inquinamento batterico, naturalmente, non di virus per esempio. Quest'acqua viene reiniettata in sistemi acquiferi e usata per l'agricoltura. Ora, dice, ma come? Ma le malattie, le cose, se lo fanno non sono mica scemi questi. L'hanno usata completamente. E una desalinizzazione di quantità modestissime d'acqua, perché sono energivore e perché sono costose, soltanto per gli usi domestici urbani. Con questo principio Israele esporta acqua potabile, vende acqua potabile alla Giordania. La prima cosa. Quindi ripensamento, l'idea che la siccità non è immediato né banale, dimostrare che sono 2 facce della stessa medaglia, ma mi sento di espormi. Possiamo dire che lo sono. Sono 2 facce della medesima medaglia, in realtà. E quindi è sempre la riduzione a 1, se la causa di tutto è sempre e sistematicamente l'aumento della temperatura. Però quello che volevo farvi osservare è questo, le vagaries of nature, cioè le fortune non sono uniformi nello spazio e nel tempo e cambiano. Vedete che nel sud Italia non c'è mai stato un periodo così felice, le dighe in Sardegna si sono riempite tutte nel periodo in cui l'Italia settentrionale e nel periodo in cui in particolare la pianura padana soffriva moltissimo. Insomma. Quindi le buone fortune, l'ho detto anche a Re di Svezia, questo, guardi che lei è pieno d'acqua adesso, però guardi che le cose cambiano. Se lei prende un angolo del deserto del Sahel, lo dico sempre agli studenti, e chi mi ha già ascoltato sa che lo dico tutte le volte perché è vero, c'è un angolo del Sahel che è il posto più arido al mondo, dove da 38 anni non cade una goccia d'acqua, non piove, niente, zero, da 38 anni. Se uno guarda da lontano, con queste meravigliose immagini che danno i droni o danno i satelliti adesso, uno vede queste meravigliose tracce geomorfologiche dei fiumi che una volta solcavano quei paesi, tant'è che vanno in cerca di fossili di dinosauri in quelle aree là. Quindi le buone fortune non durano né nello spazio né nel tempo. Ed è questo il senso fondamentale di quello che noi intendiamo per dire cosa deve essere sostanzialmente la preparazione, cioè l'idea che la mitigazione sia, io penso che sia prudente immaginare che non succeda, occupiamoci di contenere i disastri in qualche maniera, non mitigazione ma adattamenti. Quindi queste fotografie le avete viste molte volte, quindi il famoso carro armato, come si chiamava, quella roba della seconda guerra mondiale che è venuta fuori a febbraio del 2023 dal Greto del Po, naturalmente. In un contesto in cui, se però guardiamo al sud del mondo, naturalmente poi i problemi cambiano e cambiano in maniera radicale, cioè per noi si tratta di decidere insomma quali colture possono essere ancora fattibili oppure no.
in qualche parte del mondo la differenza fa sopravvivere o non sopravvivere, insomma, in questo modo, insomma. Quindi questa è una cosa su cui non è l'argomento della conversazione di oggi, ma insomma, certamente ricordiamoci che più della metà della popolazione mondiale vive di acqua che non è in grado di essere regolata, dipende solo dalla volontà del buon Dio nel mandare acqua, insomma, rain-fed agriculture, e agricoltura alimentata dalla precipitazione. O con tutti i problemi economici e sociali che a questi tornano incontro. Voi sapete, noi la dotazione d'acqua, voi sapete che voi consumate da 200 a 300 litri al giorno d'acqua, perché questa è la dotazione che abbiamo in media. Tiene conto di molte cose, è un discorso, ma come se faccio la doccia, cosa faccio la doccia, come faccio a usare 200 litri di cosa? Questa è una media fatta sensata e abbondante. Ed è così, è incontrovertibilmente così, insomma. Pensate che in questo sud del mondo, e specialmente con un problema di genere, perché in genere questo è un compito a cui sono deputate le donne, che la dotazione è quella che una donna riesce a portare sulla testa da questo pozzo schifoso fino a casa, a piedi, mettendosi sulla testa uno di quei contenitori, 30 o 40, a essere fortunati litri d'acqua, se la donna è particolarmente forte, insomma. Quindi l'idea è che immaginare un sistema, in una gran parte, fra l'altro, è quello che è scandaloso, una gran parte dell'Africa, non subsahariana, ma una gran parte dell'Africa, si parla di scarsità d'acqua economica. Cioè, se ci fosse la possibilità di mettere delle celle solari che provvedono l'energia e di pozzi profondi che scendono a 150-200 metri, l'acqua ci sarebbe come, insomma. Ed è francamente uno scandalo, insomma, che il nord del mondo non si metta in conto di questa roba. Insomma, c'è bisogno di ingegneri. Questa è una bellissima vignetta che McLachlan aveva portato molti anni fa, diciamo, insomma, si arti, d'accordo, ma ogni tanto, come diceva Vasari, naturalmente ricordarsi di quello che possiamo fare, diciamo, con quello che la tecnologia ci ha insegnato in questi millenni, fra l'altro. Perché se guardate quello che succedeva a Ninive, che ci raccontava il nostro collega udinese Morandi Bonacossi, la sofisticazione di sistemi di Ninive 3000 anni fa è una roba veramente straordinaria. Volevo solo rapidamente raccontarvi, a questo punto vado veramente veloce perché sarete stufi da morire, insomma, non ve lo porterò più, la ragione per cui mi ha dato questo premio, insomma, sostanzialmente, io mi occupo di fiumi, la mia passione, il mio argomento, eccetera, di come funziona la natura vista attraverso la lente di ingrandimento che sono le reti fluviali. Le reti fluviali o le reti a marea, questo è la Laguna di Venezia, la Laguna Nord, la bellezza di questa fotografia. E la bellezza sembra, come diceva, Bettini diceva che la forma di Venezia era impregnata di volontà d'arte, no? Io credo che anche le forme lagunari residue lo siano, impregnate di volontà d'arte, sono di una bellezza clamorosa. Questi chiamano i servizi culturali degli ecosistemi, questi colori, vedete, questi rosetti, eccetera, sono questa meravigliosa stratificazione della vegetazione alofila, che è un indicatore più preciso delle mappe digitali del terreno, più precisa del LIDAR, cioè del LiDAR, di questi, nel segnalare le differenze microscopiche di elevazione. Come esempi dell'ambiente costruito, dell'ambiente naturale, dell'opera dell'uomo, queste vele che vedete sono pesca tradizionale, si fa ancora in questa parte del mondo, insomma. Quindi l'idea è che intanto studiare queste forme e perché nascano è stato il primo carattere degli studi, diciamo, che si è concluso in qualche modo almeno 20 anni fa, 25 anni fa, insomma, cercare di capire perché c'è un comportamento universale nei caratteri delle reti. E quindi questo apre in qualche modo la strada alla valutazione quantitativa dei servizi degli ecosistemi. Cioè questa robustezza che le reti mostrano, in qualche maniera si trasforma, si trasferisce al comportamento delle reti idrauliche come corridoi ecologici. Quindi il tema di questo, ed è il libro, diciamo, che ho scritto per Cambridge University Press, perché era in inglese, quindi Emanuele non me ne vorrà, e che ha un po' sintetizzato un lavoro degli ultimi 25 anni su questi temi, riguarda le reti come sistemi che consentono di valutare il capitale naturale, per il fatto che i caratteri delle reti consentono delle previsioni sui caratteri dei corridoi ecologici che le caratterizzano. Quindi questa foto che ho fatto in Burkina Faso, dove abbiamo lavorato lungamente, perché è un caso abbastanza interessante, naturalmente, ci consentono, insomma, quali sono le domande a cui diamo
diamo risposte oggi. La prima domanda è se i grandi piani di gestione delle risorse idriche, grandi perché devono essere di dimensione particolare, possono ricomprendere i piani del futuro, la riduzione della perdita di biodiversità. Guardando una forma di una rete fluviale siamo in grado di capire quali siano i percorsi delle malattie che possono essere malattie waterborne, cioè portate dall'acqua, che possono essere legati a questo. Possiamo leggere la storia della storia nella forma di una rete fluviale, cioè le migrazioni storiche, inclusa quella neolitica, possono essere in qualche maniera scritti nella forma delle reti fluviali. Sono tutte domande che hanno una risposta cogente e precisa. E volevo ricordare Ignacio Rodriguez Iturbe, che è mancato nell'ottobre del 2022 e che è stato un carissimo amico e un maestro, facilmente secondo me il più grande idrologo di sempre, che su questi temi è stato veramente illuminante. E altri ingredienti importanti sono ingredienti, questi vedete sono Benoît Mandelbrot e Per Bach, che conoscevo bene, sono morti entrambi. Mandelbrot ha un'età significativa, Per Bach è morto a 52 anni di leucemia purtroppo, è il padre della teoria della criticità auto-organizzata. C'è un sistema, è abbastanza quella che Telmo Pievani chiamerebbe la creazione senza Dio, cioè ci si chiede per quale ragione uno guarda una rete fluviale, gratta la scala e non sa dire se è una rete grande come il Rio delle Amazzoni o se è il torrente sotto casa, perché la natura fabbrica queste forme uguali statisticamente, realmente con una robustezza enorme, su scale che sono microscopiche e grandissime. Questo è importante perché serve per capire come funziona la natura, la dinamica. E Benoît Mandelbrot è stato importante perché è quello che ci ha insegnato 3000 anni dopo Euclide che le montagne non sono coni, che le nuvole non sono sfere, che le coste non sono delle semplici linee spezzate, ma la geometria ha un linguaggio matematico suo che è stato ignorato per 3000 anni, che è completamente diverso, che ci spiega i caratteri della geometria, si chiama la geometria frattale della natura, che sono gli ingredienti di questi strumenti. La cosa interessante è che questo consente di fare degli esperimenti, se è vera la teoria, si diceva, possiamo studiare degli esperimenti in vitro, o esperimenti in silico, ma soprattutto esperimenti in vitro, e trovare, questo è nel mio laboratorio a Losanna, abbiamo cominciato a studiare i caratteri delle reti in piccolo per capire se questi processi si trasportano in grande. Questi sono gli esperimenti fatti con diverse repliche, con una trentina di specie di protisti di un certo tipo, in cui vengono fatti interagire, che danno certe risposte, che dicono che i caratteri delle reti fluviali, vedete questo, la differenza di colore in qualche modo è legata alla diversità, che è un sistema molto connesso, un sistema piatto in cui cambia poco, e la rete è un sistema che protegge, e questo è il suo carattere. Per dire che da questo siamo passati a studiare reti iconiche, il Mississippi Missouri, una delle più grandi reti al mondo, delle reti fluviali al mondo, in cui vedete questo, vedete, sembrano linguaggi particolari e strani. Sono arrivato quasi alla fine, vi giuro che adesso chiudo perché vi mostro solo questo. Questa è LSR, vuol dire Local Species Richness, vuol dire la quantità di specie che vengono osservate in un particolare indicatore. Sono specie di indicatori, i dati sono di Bill Fagan, che è un biologo dei pesci di primo ordine, eccetera, e questa è AARP, che vuol dire Annual Average Runoff Production, cioè la quantità di acqua che passa per quel punto, cioè l'idrologia, cioè il metabolismo del fiume, e non occorre uno statistico per capire che c'è una correlazione fra dove c'è poche specie e dove c'è poca acqua, naturalmente. Questo ci consente di fare, diciamo, dei conti particolari belli e importanti, adesso ho chiacchierato talmente tanto che non ve li racconto. Si possono rifare su questi sistemi che studiano questi protistodromi, cioè noi facciamo correre dei batteri o delle specie di protisti dentro dei sistemi e misuriamo come si propagano queste onde di propagazione, che spiegano molte cose. Possono ancora sul sistema del Mississippi Missouri significano anche, per esempio, come si è propagata un invasore straordinario, una specie di cozza, si chiama Zebra Mussel, portata da un cargo ucraino che ha scaricato l'acqua vicino all'imbocco del canale del Chicago Canal e si è propagata nel Mississippi Missouri e ha cominciato a scendere questa onda, questa propagazione, questa invasione biologica ha causato una serie di problemi straordinari, completamente prevedibili con gli strumenti che abbiamo. Anche nella parte in cui in questo caso si vedono, per esempio, questa formazione registrata spostarsi con velocità che sono di chilometri anno. Questa è la dimensione con cui lo fanno, perché queste si riproducono in modi particolari, ma non sto a dire questo. E in questo modo che cosa succede? Che un'invasione di questa specie che non c'era prima
il problema delle invasioni delle specie autoctone o meno è un problema generale, perché noi siamo una specie aliena, ricordatevelo, l'invasione neolitica e il tracciamento delle comunità come le vediamo oggi ha un'origine che è di migrazione biologica, naturalmente. Comunque, a morale della favola, si riusciamo a spiegare anche il caso in cui, per esempio, si vedono queste onde di questi peocci che scendono lungo il Mississippi e a un certo punto ripartono da un effluente del Mississippi lontanissimo. E cosa succede? Succede che un signore va in barca, come si usa in questi casi, mette la barca in acqua in un pezzo del Mississippi, che è navigabile per quasi tutto il suo percorso, naturalmente, porta l'acqua non pulita sopra la macchina, la porta a 2000 km di distanza, rimette la barca in acqua e riparte l'evoluzione. E così è nata la storia. E questa è proprio la penultima cosa che vi mostro, poi lo giuro. Questa è una fotografia che ho fatto sulle sponde del Meghna in Bangladesh, dove abbiamo fatto diversi studi di campo abbastanza importanti, perché ho studiato, mi sono occupato di malattie portate dall'acqua, che sono corollario di questi. Gli strumenti sono sempre gli stessi, e ho abusato della vostra cortesia fino ad adesso, naturalmente. Però questo ragazzino voleva mostrarmi che le acque sacre del Meghna, uno degli affluenti del gigantesco sistema deltaico del Gange Brahmaputra, che non poteva essere l'acqua santa che faceva venire il colera. Questo accadeva 200 metri a valle dell'ospedale che avevo appena visitato, che è l'ospedale di Matlab, in Bangladesh, che è l'International Center for Diarrheal Diseases, che è il più grande ospedale dedicato alle malattie diarroiche del mondo, in cui c'erano in quel momento ricoverati una sessantina di diagnosticati infetti da colera. Allora, perché questo era in qualche maniera interessante? Perché ma basterebbe rispondere ad una domanda facile: ma lo prende o no il colera? Allora, una domanda così semplice è una domanda a cui è difficile rispondere. Perché? Perché si sa perfettamente che il colera lo prende se ingerisce una quantità di vibrioni che è proporzionata alla sua salute, alla forza, diciamo, alla dimensione corporea e quant'altro. Il problema è che prevedere la concentrazione di vibrioni lì, in quell'attimo, è un problema insolvibile, che è una debolezza clamorosa della nostra capacità di poter dire. La risposta è: ma lo prende o non lo prende questo? E la risposta è: dipende, o in dialetto, come si dice in padano, conforme. Perché cosa non sappiamo? Non sappiamo talmente tanto, non sappiamo di quali siano le perdite dalle vasche dell'ospedale, non sappiamo quanto sia la dispersione idrodinamica che porta la sopravvivenza del vibrione in un percorso anche di poche centinaia di metri. E questa, giuro, è proprio l'ultima cosa che vi mostro, poi salto all'ultimo argomento, che è abbastanza importante secondo me, perché è ancora il simbolo delle nostre responsabilità. Questo ad Haiti. Mi sono precipitato ad Haiti con il finanziamento di Terre des Hommes, che è una NGO di Losanna proprio, che ha una liaison con l'École Polytechnique dove lavoro io, e appena il paese non aveva avuto colera per 200 anni, era stato distrutto da un terremoto, perché è su una di quelle placche particolarmente attive all'inizio del 2010 e che aveva ucciso 300.000 persone e aveva distrutto quel po' di infrastrutture che c'era. Haiti è il paese più povero del mondo ed è curioso osservare la denegazione dell'idea che fattori climatici siano i determinanti sostanzialmente della storia, perché l'isola si chiama Hispaniola, è tagliata a metà, di qua c'è la Repubblica Dominicana e di qua c'è Haiti. Il paese più povero del mondo è la parte di qua. La Repubblica Dominicana ha foresta tropicale, eccetera. Haiti non ha un albero che sia uno, perché se li sono mangiati tutti. Oggetto dei disastri della politica, diremmo così, dello sfruttamento delle risorse. Comunque, nel paese più povero del mondo arriva un terremoto di proporzioni colossali, muoiono 300.000 persone, non ci sono più strade, non c'è mai stata una rete di distribuzione dell'acqua potabile, non c'è polizia, non c'è niente. E questa fotografia, a me piace fare fotografie, questa fotografia è particolarmente sfocata perché non potevo aprire il finestrino per fare la foto, perché ti possono sparare per prenderti la macchina fotografica, se per caso non ti accorgi che c'è un boccia magari con un cannone. E in questa, a novembre del 2010, parte un'epidemia di colera che non c'era stato per 200 anni in Haiti. Quindi è lecito immaginare che l'intera popolazione fosse completamente, non fosse immune in quel caso, perché si ha un'immunità acquisita che dipende dalla malattia pregressa. E l'abbiamo piantata noi, perché abbiamo mandato dei portatori sani, però infettivi, asintomatici, delle truppe nepalesi. Poi la dimostrazione scientifica è che quello era il ceppo che è stato portato, hanno portato le truppe delle Nazioni Unite,
le cosiddette peacekeeping troops, insomma, a proposito delle ingiustizie che mettiamo. Insomma, nel momento del picco dell'epidemia sono andato perché studiato questo, perché sono sistemi che si studiano in questo modo, e sono le cose di cui mi occupavo. E perché questo è abbastanza significativo secondo me? Perché vedete questa ragazza, questa signora con il vestito rosso che ha in tasca, che ha sopra la testa questo contenitore con cui andava a fare la spesa, questo nel mercato di Carrefour, che è nel suburbio di Port-au-Prince, che è la parte più popolata del paese. Vedete, questo è quello che vedete, c'è acqua dappertutto, roba per terra, roba di questo genere. Allora, quello che è singolare è che nel paese più povero del mondo, distrutto da questi eventi in cui non c'è niente, l'acqua che usano è l'acqua che vedete qua, quello che ho visto è che un istante dopo questa signora ha mostrato un Nokia N900 alla signora del cavolo e ha usato un'app e si è fatta dare un cavolo con questo. Allora, c'è qualcosa che non va in un sistema in cui, e questo lo dico continuamente, in cui l'infrastruttura per far funzionare una rete di telefoni mobili e la necessità di un telefono mobile va nel paese più povero del mondo capillarmente e non la distribuzione di acqua potabile, per esempio. Quindi il tema è che la colpa è sempre nostra, sostanzialmente. E quindi sono arrivato alla fine perché salto l'ultima considerazione e vi lascio su questo, che è il libro in cui raccolgo queste considerazioni, per dirvi che ecco, questo è il messaggio che voglio lasciarvi, è proprio questo, cioè il governo dell'acqua, del mondo che cambia, è importante perché è il mondo che cambia rapidamente quello che ci interessa, il mondo che cambia rapidamente è quello su cui abbiamo necessità di riflettere. Questo per Venezia non ho preoccupazione che questo non venga sentito. Ho il problema di immaginare che l'urgenza che questo sistema ha non viene percepita completamente, quindi vi pregherei di diventare attivisti sopra il fatto che di questo tema dovremmo occuparci. Scusatemi per il ritardo e vi ringrazio molto. Ho proprio perso. Grazie. Grazie mille. Grazie, scusatemi, proprio. È una cosa da non farsi mai, insomma. Qui ci lamentiamo sempre dei relatori che parlano. No, perché mi diverto, perché mi piace. Ecco. Se qualcuno vuole farmi delle domande sono qua. Sì, però non voglio trattenere oltre. No, intanto, Presidente, grazie mille. Ci avremmo ascoltato ancora per 2 ore. No, quello che mi ha colpito è questo, che nella vulgata, nella nostra ignoranza, in quello che normalmente si dice, o ci sono i negazionisti, cioè quelli che dicono non esiste il problema, o i catastrofisti, tanto ormai è tutto distrutto, non possiamo fare niente. Risultato, entrambi non fanno niente, o perché non si può fare o perché il problema non esiste. E questo fa il gioco della politica. E infatti a me pare che politica e scienza veramente viaggino su binari paralleli, perché ormai voi avete detto tutto e con immagini di probabilità avete già previsto tutto, ma la vostra è una visione di lungo corso, quella della politica e quella delle prossime amministrative, inconciliabili. Allora ti chiedo, visto che tu lavori anche ad alto livello, se vedi qualche possibilità di connessione tra queste 2 rette che sembrano non incontrarsi mai. E la seconda cosa è quello che mi ha anche molto colpito, anche quando hai citato Venezia, gli esempi del polipo, eccetera, che la natura ha la capacità di ritornare indietro, no? Ma siamo arrivati a un punto di non ritorno o se invertiamo la tendenza siamo ancora in tempo? Questa è so che è una domanda molto, come dire, da 100 milioni di dollari, ma questo secondo me dovrebbe infonderci anche una certa speranza. Io una speranza ce l'ho soprattutto nei ragazzi. I ragazzi adesso hanno molto la consapevolezza della situazione climatica. Cioè io a 17 anni andavo a fare le manifestazioni per il Vietnam
adesso loro le fanno per i cambiamenti climatici. Ecco, forse qualche speranza in questo senso ce l'abbiamo. Volevo avere una tua opinione. Allora, parto proprio dall'ultima considerazione che fai. Io credo, l'ho detto nel discorso a Stoccolma, Greta ha ragione. Greta Thunberg, come si dice, come dicono loro, Thunberg, come diciamo noi, ha ragione. Cioè l'idea che lei vede nella gente il senso, non nelle istituzioni, non nelle corporazioni, il senso dell'urgenza di interessarsi di queste materie. Il problema è che una certa perdita e questo sia un problema che mi colpisce molto, una certa perdita di trazione nelle tesi di Greta è nei giovani. E sai perché? Perché a un certo punto bisogna fare fatica. Cioè a un certo punto l'idea di capire, di conoscere, richiede uno sforzo. Oggi mi sembra di capire che tutti si aspettano di fare gli influencer senza muoversi da casa, stanno in un divano, eccetera. Questo non può accadere. Quindi a me sembra di capire che dietro la perdita quella che mi pare di capire è perdita di trazione, che in un paese come la Svezia ha una caratteristica straordinaria, è il paese meno religioso al mondo, credo, qualcosa del genere. Ma l'udienza che ha la scienza nella politica è formidabile in Svezia, è proprio fondante per quella società. Da noi siamo un paese costruito dall'idealismo, insomma, cioè Croce considerava tutte praxis del prodotto dell'uomo, la scienza rispetto alla storia è una superfetazione, è pseudocultura, questo è Croce. Gli umanisti sono una parte importante di chi ci governa, anzi direi il 90%. Questa impostazione, anche famosamente anche in filosofi che contano, è mediata da quella interpretazione, quell'ermeneutica in parte di capire heideggeriana, insomma, che dice che non ci sono fatti, ci sono solo interpretazioni. Ma dove, santo Dio? Non riusciamo a convincere di questo. E la presa che ha la parte, diciamo, la conoscenza tecnica in questo paese è molto, molto limitata. L'idea è che un paese desiderabile è un paese in cui scienza e politica siano tempestivamente partecipate, come diceva Vladimiro Dorigo, un grande maître à penser che ha avuto a Venezia con poco successo, per la verità, e quell'umanista che studiava, che quello che ha scritto Venezia Origini, ha scritto la Venezia Romanica, è stato un grandissimo professore di Ca' Foscari. E la mia idea è che, ti ripeto, l'unica, diciamo, però è un'ironia, insomma, amara, quella che dice, se sapete quando gli interarrivi fra due piene importanti sarà meno di 4 anni, vedrai che staranno attenti per forza, perché sarà così. Fra un po' l'interarrivo fra eventi, cioè l'idea è che per esempio rispetto alle piene, diciamo, alla parte, diciamo, di piene distruttrici, sopra il fatto che dobbiamo prepararci, adattarci a un sistema che cambia, è assolutamente necessario, vale per Venezia, per vedere di non far marcire la città, vale perlomeno per decidere dei fiumi, decidere noi dove rompe il fiume, non che decida il fiume, un po' quello che ha fatto la cooperativa Braccianti a Ravenna, che ha salvato i restauri di cui si è parlato anche relativamente poco, insomma. Non so dirti se sono pessimista o ottimista, sono un po' più pessimista del passato sul fatto che siano i giovani a salvarci, ecco, questo sì. E questo lo vedo anche dalle generazioni di universitari, sono il vecchio universitario, sono il decano dell'Università di Padova, quindi il più vecchio professore di ruolo dell'Università di Padova. Mi fa impressione perché una volta ricordo che mi pare così vecchi i decani, adesso lo diranno di me naturalmente. E forse anche in parte, ho letto qualcosa su questa interpretazione in chiave Covid, in chiave lockdown, di quello che è successo, ma mi pare di vedere una perdita di questa trazione, di questa capacità di porsi, cioè l'idea che insomma, lo dice, ho dei nipoti americani, perché uno dei miei fratelli è diventato molti anni fa americano, loro hanno questo famoso detto no pain, no gain, che è quello che diceva, credo, Michael Jordan, o forse più antichi ancora, quando si parla di citazioni sono sempre sbagliate, come dice quel bravissimo giornalista di Verona. E mi ricordo mio nipote che diceva no pain, no pain. Nessuna fatica, è risolto il problema, abbiamo guadagnato questa roba. Questo è quello che mi preoccupa forse. Non ho la fiducia che avevo in passato sui giovani. I giovani vanno sempre ascoltati, non obbediti, vanno sempre ascoltati. Quindi
Non saprei dire, è un sistema instabile. Quello che posso dirti è che però certamente in questi sistemi, quando una grande perturbazione, il sistema si riassesta, ma non si riassesta sullo stesso equilibrio. È un sistema che cambia. Allora, se tu decidi che certi servizi e ecosistemi, anche culturali, anche la bellezza di questi posti incredibili, la vuoi, la devi perseguire. La devi perseguire. E questo i veneziani del 300 lo sapevano perfettamente, perché quei lidi che si sforzavano di proteggere, quei natura non protulit, sed hominum cura fondavit. Sono gli uomini che tengono in piedi l'ambiente che ci circonda. Non mi parlate della palla colossale del secolare equilibrio della laguna di Venezia, che c'è anche la legge speciale per Venezia, che è una palla clamorosa. È un sistema che senza l'intervento dell'uomo sarebbe sparita 500 anni fa o 400 anni fa, insomma. Quindi l'idea che una considerazione diversa delle culture, dei saperi scientifici prenda piede, è necessaria in un paese crociano come il nostro. Ecco. Quindi molto fiducioso non solo, ma neanche timido a dirti quello che penso, però. E in questo senso il megafono che mi ha messo in mano il re di Stoccolma lo uso spudoratamente, proprio con grande piacere. Adesso vi ho fatto fare veramente tardi. No, allora lascio spazio agli altri. No, ma allora Paola. io ho capito che uno di questi ricadute positive del premio è che tu speri di raccogliere dei fondi per lanciare un grande bando per questa cosa, per il dopo Mose. E Salutavo Franco e magari sua moglie, scusami. E la penseresti solo per Venezia o anche per tutte le zone circostanti che saranno, come dire, toccate da questo innalzamento del mare Adriatico? È una bella domanda, Paola. Quello che voglio dirti è che un architetto famoso diceva che il modo migliore per affossare un progetto è quello di allargarlo. E io ho la sensazione che concentrarci sul problema di Venezia è particolare, perché in questo caso dovrebbe diventare un paradigma di cosa fare a fronte di una natura che cambia, un mondo antidarwiniano in cui non è l'ambiente che fa evolvere gli organismi, sono gli organismi che fanno evolvere l'ambiente, non è mai successo nella storia evolutiva dell'uomo. E l'idea è che in questo caso può diventare il paradigma di quando l'ambiente costruito non è rilocabile. Alle Andamane, alle Nicobare, a Bali, le lasci dall'altra parte, si riformeranno. Mi dispiace moltissimo, io non ci sono mai stato, però insomma ci sono già rifugiati ambientali, ce ne sono già, ma insomma in quei casi non è il punto centrale se siamo in grado se decidiamo di dover conservare qualcosa, perché è una decisione che dobbiamo prendere. E velocemente, hai ragione Emanuela, è proprio quello, non possiamo aspettare, non possiamo fare come con il Mose, ecco, questo posso dirti, perché il Mose è un'esperienza diretta, sono 60 anni, dal 66, l'ultima alluvione disastrosa è stata quella singolarissima del 2019, fai tu il conto di quanti anni sono più di 50 questi, dico 60 perché è l'obiettivo di questo, non possiamo aspettare 60 anni, perché fra 60 anni è veramente troppo tardi, non è più possibile sistemare, la città è perduta, la città marcisce. Quindi Paola, non so, l'idea è che, e certamente tu dici, ma certamente allora cosa fai? Salvi Venezia e Ravenna va sott'acqua, eccetera. È un discorso diverso, ma però io insisto che non so dirti, ma certamente, una volta ricordavo anche il numero giusto, il bacino scolante nella laguna di Venezia è per almeno metà a scolo meccanico continuo, completamente artificiale, era palude in passato. E da 100 e 150 anni per opera dell'uomo è il posto che vedete che vi circonda, insomma. Allora, si tratterà di trovare gli adattamenti locali, ma quelli richiedono un adattamento, insomma, Schiphol, l'aeroporto di Amsterdam, è 6,5 metri sotto il livello medio del mare. Vuol dire che l'uomo si occupa di tenere quella roba perché vuole tenere queste lo vuole fare e ha i mezzi per poterlo fare, tecnici, eccetera. Venezia è diverso, perché a Venezia non sappiamo cosa fare. Non sappiamo cosa fare, questo è il punto. Parlavo con David Landau, che era qua prima, e lui diceva che bisognerebbe forse restringere il tiro relativamente a quello che chiede. Perché io, in realtà, il tema che volevo dare è a questo concorso di idee, di immaginare una Venezia viva e vitale. Venezia, cioè Venezia
la sua laguna e il suo contesto, viva e vitale fra 100 anni, ma perché immaginavo anche una Venezia in cui si parla di una Venezia che non sia questa quinta teatrale o questo parco tematico che sta diventando per la monocultura turistica. Parlo naturalmente, dico la mia opinione su questo e non sono timido nel dirla. A che ore chiude Venezia? Hanno chiesto alla guida e l'ha riportato Tantucci, no? Perché questa è la tendenza inevitabile in un sistema di questo tipo. O vogliamo farla ritornare la città compiuta, che è stata la fabbrica di innovazione per 1000 anni, che è stata la più grande fabbrica del mondo con l'Arsenale, l'inventrice, la culla dell'arte, culla di tutto quello che vediamo intorno a noi. Vogliamo provare a tornare in quella direzione. Venezia, per tornare di città compiuta, deve guardare una realtà metropolitana che è diversa. E come mostra Paolo Costa, con un lavoro veramente interessantissimo, e io di Paolo Costa ho una grandissima stima. Ascoltate, insomma, al di là di questo, ma quello che lui già ha dimostrato nel rapporto che ha fatto per la Fondazione di Venezia, e tu lo sai benissimo, ha mostrato che Venezia è già una città metropolitana. Cioè, facendo il tracciamento dei telefoni cellulari, tu vedi che è molto più del comune di Venezia quello che giornalmente trasporta gente a Venezia. Quindi è già una città metropolitana. La vogliamo ripensare? Questo è un tema importante, è parte di questo? A mio giudizio sì. David dice che forse non è il caso perché è un allargamento che non circoscrive il problema e lo rende più difficile, ma insomma vedremo. No, volevo, a proposito di ottimismo, volevo ricordare che in tema di studi e previsioni del futuro c'è un precedente che non ci fa essere molto ottimisti oggi. Il precedente risale al 1972, quando uscì la prima edizione dei limiti della crescita del Club di Roma di Aurelio Peccei, no? Questo libro fu prodotto da un team di una trentina di professori del MIT, usando un sistema particolare, il Dynamic System. Aveva fatto delle proiezioni su come sarebbero andate le cose negli anni futuri. Fu scritto in 30 lingue, diffuso in 30 milioni di copie e subito, tra l'altro, era molto pessimista, cioè già nel 72 diceva che non c'era futuro per l'umanità oltre il XXI secolo. E fu diffuso in 3 milioni e subito si scatenò contro questo gruppo di studiosi una battaglia in testa alle riviste più famose, Forbes soprattutto, per denigrare, ridicolizzare, insultare chi aveva scritto questo libro, tanto che a un certo momento non se ne parlò più. A riscoprirlo e a farlo ripresentarlo un po' all'attenzione è stato nel 2000 un banchiere, Matthew Simpson, che è il fondatore quello che si interessò del picco del petrolio, che fondò una banca per finanziare le industrie petrolifere, che lo scoprì e scrisse su una rivista, scrisse un lungo articolo molto bello, dicendo: ma state attenti perché il Club di Roma in fondo aveva ragione, non abbiamo speranza. Il limite dello sviluppo, il limite della crescita ebbe un volume successivo che pochi conoscono, che è per una crescita sostenibile, dove gli stessi autori volevano mitigare e dare un po' di speranza e fecero una serie di proiezioni su come sarebbero andate le cose nel mondo al variare di 4 parametri, che sono i soliti: popolazione, rifiuti, finanziamento industriale e quarto, se non lo ricordo. E fece una serie di proiezioni, una dozzina di ipotesi. Una di queste, a guardare i grafici fatti con i computer da loro ridicolettissimi, perché le linee erano fatte da numeretti, i primi computer degli anni 70. Una di queste ipotesi è quella che sembra che finora corrisponda a come sono andate le cose. E il finale è che la specie umana, ma forse addirittura gli esseri viventi, non arriveranno alla fine di questo secolo. E il Club di Roma stessa dava però un'indicazione di come evitare questo malanno, semplicissima.
la deindustrializzazione. Allora, parola che dirla è una bestemmia dirla oggi, no? Però alla luce di questo io chiedo al mondo intero, ma chiedo anche a lei, ma perché si deve sempre crescere? Perché il PIL deve crescere? Qual è la dottrina non finanziaria, ma socio-economica che dice che serve la crescita? Qual è? Interessantissima la domanda. Allora, devo dire sul fatto che sono abbastanza a giorno in realtà questo libro io avevo cominciato a scriverlo perché volevo dimostrare che erano tutte fregnacce, proprio partendo dal fatto che le previsioni che aveva fatto il primo libro, quello dei limiti dello sviluppo, le aveva cannate proprio tutte, e avevo le previsioni. E mi era anche interessato osservare il dibattito che c'era stato fra alcuni economisti importanti come Julian Simon e Ehrlich, che era un demografo e un ecologo di Stanford, in cui hanno scommesso sulla proiezione a pochi anni di distanza del valore di materie prime, dove l'ecologo è stato massacrato da Julian Simon. Però quello che voglio dire è che, riflettendo, invecchiando, ma i problemi che ha posto quel libro sono stati problemi importantissimi. Quello è stato un libro importante, non c'è dubbio alcuno. Quanto alla crescita, allora intendiamoci su quello che è nato nel frattempo, ed è una delle cose che ho tagliato per aver chiacchierato troppo prima, è che una intera disciplina che si chiama l'economia ambientale, l'environmental economics, si è occupata chiaramente del definire del fatto che la ricchezza e la povertà delle nazioni non è definita da indicatori economici come il prodotto interno lordo, cioè dalla crescita, ma è definita dal valore di un indicatore economico che ricomprende il capitale naturale. E questo cambia il ball game completamente. Cioè l'idea che è assolutamente necessario che venga tenuto in conto il valore quello che si chiama il capitale naturale, che è le cose che cerco di fare io nel campo limitato e in qualche maniera concluso, che è lo studio di quello che possono fare i corridoi ecologici nelle reti idrauliche. Quindi mi è perfettamente chiaro, sono perfettamente d'accordo, perché bisogna crescere sempre. No, non bisogna crescere sempre. La sostenibilità è un concetto in cui la ricchezza delle nazioni non diminuisce nel tempo, ma questa deve ricomprendere il capitale naturale, perché nessuna economia può prosperare a lungo minando il capitale naturale. Ed è questo il punto che mi interessa più di tutto. Quindi, per quanto riguarda i limiti dello sviluppo, era un libro le cui previsioni tutte sbagliate. Hanno però aperto gli occhi in una direzione, hanno fatto studiare in una certa direzione. La seconda direzione, che ha fatto nascere discipline intere in cui questo dialogo fra ambientalisti e economisti è stato fruttuoso. Penso a Partha Dasgupta, parlo a Simon Levin in particolare, che speriamo che prendano il premio Nobel per l'economia relativamente presto per averlo fatto. Quindi sono perfettamente d'accordo con lei, insomma, non è detto che si debba crescere sempre, né si può assumere, come e quindi lei probabilmente se ne intende molto più di me, che la crescita sia continua. Guardi cosa è successo con i mutui subprime in America, che confidavano sul fatto che l'economia sarebbe cresciuta sempre senza limiti, e ha portato a questo. Insomma. Quindi sono d'accordo. Professore, un'ultima domanda qui. Sì, anche perché dopo adesso ci mandano via perché è proprio ora. Sì, cercherò di essere brevissimo. Io mi documento sulle trasmissioni che passa al convento, tra cui anche quelle di Tozzi. Ultimamente, studiandomi la storia del baccalà, mi sono imbattuto nella corrente del Golfo. Allora, io so che la circolazione termoalina o alina è indotta dalla salinità, quindi non è solo un problema di rialzo del livello del mare, è anche un problema di salinità. So che 20 anni fa la corrente si è interrotta per una settimana. C'è tragedia che ecco, appunto, io so che in meteorologia quello che succede una volta può succedere di nuovo. Quindi gli effetti, oltre alla scomparsa dei baccalà che all'Elofoten non si pescherebbero più, avremo degli cambiamenti climatici al cui confronto, cioè in pochi anni, pochissimo, e poi oltretutto adesso i ghiacciai per il 2050 saranno tutti sciolti, quindi il Po sarà sempre più basso e le centrali elettriche chiaramente potranno funzionare molto meno. Cioè, tutti questi discorsi io non ci sarò più fra un po' di anni, però mi pongo il problema almeno del baccalà, adesso buttandola sul ridere. Allora, se quella che viene chiamata la cinghia
la conveyor belt, cioè la cintura di trasmissione del clima, che è nata e nasce per un'inversione di questo gradiente di cui parla. Credo che sono abbastanza tecnica, ma sostanzialmente se noi continuiamo ad assassinare il mondo intorno a noi, si invertirà questa. E allora questi famosi tipping points, queste accelerazioni dei fenomeni saranno terrificanti. E quello che è difficile da far accettare, perché ancora molti non lo fanno, e molti non lo fanno strumentalmente, è che è colpa nostra. Non c'è niente da fare, è colpa nostra, è colpa dell'uomo. È la prima volta da Darwin in poi in cui non è l'ambiente che forza l'evoluzione biologica, è l'evoluzione biologica, sono le specie che modificano l'ambiente. Quindi questo è il punto centrale. Su questo è il punto, diciamo, di vera coscienza di questo, non si combatte, come si dice a Venezia, no? Succederà, non importa, eccetera. È un problema centrale, sul quale io credo che non abbiamo fatto ancora abbastanza per convincere, ecco. Comunque sì. Per Ghiaccio adesso veramente basta, perché sennò chiudiamo. Grazie mille.